Finalmente si riparte, finalmente ricomincia la nuova stagione. Amici del futsal, buon pomeriggio e benvenuti al Pala Torino. Va in scena la prima partita del campionato di Serie A futsal femminile, è Lazio-Cagliari, ed è anche una giornata storica per la squadra sarda, l'ex Mediterranea, che ha avuto la partnership con la capitale appunto sarda, Cagliari, e oggi prende il nome di Cagliari Calcio, la società più antica, 29 stagioni al futsal femminile. Oggi per la prima volta calcherà un campo di Serie A. Tutt'altro discorso invece per la Lazio di Chilelli, 14 stagioni in Serie A, ovvero da quando è stato creato il girone unico nazionale di campionato. E allora andiamo con i convocati. In casa biancoceleste torna il capitano Barca dopo 2 anni di infortuni. Le altre invece sono Colucci, Conticelli, Gurrieri, Iochisalo, Pantano, Vanessa, Pasqual, Siclari, Rangemir, e i due portieri Luzzi e Farinelli. In panchina il solito Chilelli, mentre invece per quanto riguarda il Cagliari, Mugironi, Orru, Dodero, Giuliano, Cossu, Pati, Manca, Pereira, Mantila, Polloni, Vecchione, Capuano. In panchina c'è Moreno, Giorgi, arbitra Marco Lupo di Palermo insieme a Rosario Angelo Faiella di Castellammare di Stabia. Il cronometrista invece è Giovanni Zannola di Ostia Lido. Lazio già in campo con Luzzi in porta, Siclari, Barca, Iochisalo e Pasqual, che dovrebbe partire da pivot, mentre invece per il Cagliari c'è Polloni in porta, il numero 14 Pereira, la 77 Vecchione, anche lei pivot, Mantila e il numero 12 Pati. Tutto pronto, squadre in campo, con il Cagliari che giocherà il primo pallone della stagione qui al Pala Torino. Inizia la partita e allora buon campionato a tutti. Primo pallone gestito dalle sarde con Pereira che corre sulla verticale di Pati, però concede la rimessa laterale per la Lazio con Siclari che si impossessa a battere questa rimessa, anzi no, lascia al capitano Barca. Tensione che se n'è andata dopo l'avvio di stagione della partita. Intanto Siclari subito in avanti per Pasquale che difende bene il pallone, gioca ancora con la numero 5, pallone troppo lungo sia per lei che per Barca, e allora un errore da una parte, un errore dall'altra. Si riparte con una rimessa rosso-blu. Mantila, Pereira, anche lei sbaglia il passaggio, un avvio un po' emozionante sia per Lazio che per Cagliari. 3 passaggi consecutivi sbagliati, 2 per le sarde e uno invece per le biancocelesti. Siclari ora vediamo se lei sbaglierà oppure in quella zona può creare pericoli. Eccolo subito per Iochisalo, la prima parata di Polloni, e il Cagliari che rinvia male. Ancora Siclari dalla tre quarti, Siclari, primo calcio d'angolo per la Lazio che ha iniziato meglio del Cagliari in questo primo minuto di partita, anzi 40 secondi di tempo effettivo sul cronometro. Allora corner per la Lazio, Siclari, si muove Iochisalo, 1-2, palla poi rimane alla finlandese che gioca dietro per il capitano Barca. Iochisalo in verticale per Pasquale, Barca non riesce a penetrare dentro l'area di rigore del Cagliari, para Polloni che lancia subito il 77 Vecchione che prova il diagonale, il pallone che però esce in teoria anche dalla rimessa laterale, non dalla linea di fondo. Le prime indicazioni di Giorgi dalla panchina per le sue ragazze. Ricomincia da dietro Barca, Iochisalo, ancora il capitano della Lazio, Siclari, si muovono adesso le due centrali, palla Barca che ha un po' di spazio, prova il destro Vecchione, fa benissimo il muro e concede il secondo corner alle laziali. Ancora Siclari dalla bandierina, Iochisalo a partire da fuori, questa volta Barca invece dentro l'area di rigore avversaria. Batte Siclari, Iochisalo è l'ultimo uomo, Pasquale cicca il pallone, ma era ottima
la trama di gioco delle ragazze di Chilelli. Rimessa laterale per il Cagliari con Vecchione, Suola, dribbling su Iochisalo, dall'altra parte per Pati, ricomincia da Mantila, ora muove bene il pallone il Cagliari. Pati ancora, viene travolta da Iochisalo, primo calcio di punizione della giornata, se la giudica la squadra sarda. Mantila sul punto di battuta, vediamo se andrà da sinistra, a sinistra da Pereira, invece alla destra la Pati. Mantila scodella il pallone in avanti, non lo prende nessuno, quindi si ripartirà con una rimessa dal fondo della Lazio. Ha cercato il traversone in avanti per Vecchione, ha fatto benissimo Muro il portiere Luzzi. Allora la Lazio può ricominciare da dietro con la sigla di Barca. Iochisalo si muove lungo la linea di fondo, Pasquale, ecco la servita, ma il pallone non è della giusta misura, quello di Siclari. Paio di errori di misura sia del Cagliari che della Lazio. Nessuna azione pericolosa in questi primi 2 minuti di gioco. Siclari e Iochisalo non si intendono sul pallone vagante, regalano la sfera al Cagliari. Ora Pereira non riesce a dialogare bene con Vecchione. Classe 99 per il pivot del Cagliari. Nel prossimo match, il 6 ottobre, la Lazio giocherà contro il Molfetta, mentre invece il Cagliari contro l'Atletico Foligno. Lazio che ritroverà, anzi Vanessa Pereira che ritroverà la sua Molfetta. Tanto qui il pallone è del Cagliari con Mantila, gioca dietro per Vecchione, questa volta il ruolo da centrale, scodella il pallone in avanti, viene difeso bene dal numero 12 Pati, poi sbaglia Mantila, il tocco verso l'out destro per Pati. Rimessa Lazio, è entrata Vanessa, posto di Barca, pallone in avanti, Pasqualla, Vanessa va con la sinistro, murata da Vecchione, contropiede Cagliari, Vecchione manovra il contropiede del Cagliari, poi Pereira da lontano 2 volte, Pereira, e si salva la Lazio. Prima occasione per il Cagliari, doppia, anzi tripla per Pereira. Murata bene da Luzzi, Pereira scodella per Vecchione, contropiede Lazio, Vanessa contro il portiere Polloni, non ha la meglio la brasiliana. Qui le squadre già si stanno allungando dopo 3 minuti di gioco. Rimessa Lazio sempre dalla solita zona, ovvero quella a sinistra, con Siclari che si impossessa battere l'out. Tocca per Iochisalo, scambiano le due, chiusura di Mantila su Pasquale, altra rimessa Lazio. Poco fa ha rischiato la squadra di Chilelli sulla tripla occasione di Pereira, neutralizzata però da Luzzi. Siclari 1-2 con Vanessa, Siclari si divora anche lei il gol, un'occasione per parte, c'è la Lazio di Chilelli in campo, ha squillato adesso con Siclari. Mantila, passaggio impreciso con Pati, la Lazio vuole giocare subito il pallone in mezzo al campo, poi di astuzia, di furbizia Pereira e Pati allontana il pallone. Siclari, Vanessa, Siclari sul secondo palo, troppo lungo per Iochisalo, rimessa dal fondo per il Cagliari. Buon ritmo finora tra le due squadre. Vanessa anticipa l'avversario, Iochisalo sfida Pereira, c'è calcio di punizione per la Lazio e primo cartellino giallo della gara, è targato Pereira.
si lamenta mister Giorgi in panchina. Non dà ammonizione il contatto della numero 14. Si presenta Pasquale sul punto di battuta. Due ragazzi in barriera per Polloni. Anzi no, solo Mantila. A coprire il primo palo c'è Vanessa che parte da fuori. Iochisalo sul secondo palo e Siclari sul primo. Vediamo quale opzione sceglierà la spagnola. È uno schema. Lascia per Siclari, Pereira, Pasquale rimette dentro il pallone ma non ci arriva nessuno. Allora può ripartire la Lazio in avanti con Vecchione. Troppo lunga la traiettoria. Paraluzzi, uno schema non riuscito benissimo alla Lazio. Vanessa non si intende con Pasquale, regala la rimessa dal fondo alle sarde. Ricordiamo un'occasione per parte per il Cagliari. Pereira per la Lazio, Siclari, poi Pereira anche ammonita qualche istante dopo. Vanessa recupera il pallone, Vanessa, Polloni si fa sentire, lancia subito in avanti Iochisalo, Vecchione, l'ultimo tocco è della Pivot rosso-blu, rimessa laterale per la Lazio. Si gioca su ritmi altissimi nonostante le poche occasioni in questi 4 minuti. Colucci va a terra sul contatto con Mantila, appena entrata la classe 97 al posto di Pasquale. Per il Cagliari invece non ci sono state sostituzioni finora. L'arbitro si chiarisce con Iochisalo. Riparte il gioco, possesso Cagliari con Mantila. Polloni con la numero 19 sbaglia la misura del passaggio, Colucci ne approfitta. Iochisalo, Murato alza il pallone per Pereira. Colucci difende bene la sfera, prova a girarsi Colucci, il pallone passa ma non importa. Iochisalo, Vanessa, palo! Si salva il Cagliari, occasionissima per Vanessa Pereira. Un tocco non da lei, che ci ha abituati a vedere altissima classe. Ora gestisce il pallone Iochisalo sul secondo palo per Colucci che arriva in ritardo all'appuntamento con il pallone. La Lazio sta aumentando i giri del motore. Mantila sbaglia l'ennesimo passaggio, la numero 19. Colucci ricomincia da dietro per Siclari, sempre una scelta saggia andare dalla numero 5. Iochisalo sbaglia anche lei la misura per il numero 3, rimessa Cagliari. La Lazio che sta cercando di chiudere gli avversari nella propria metà campo. Ormai è qualche minuto che la squadra sarda non riesce a costruire azioni pericolose. Siclari, Vanessa. Sostituzione lampo in casa biancoceleste, esce Iochisalo, rientra Barca. Vanessa in avanti per Colucci. Chiude bene di esperienza Pereira. Mantila gestisce con Pereira. Vecchione ricomincia con calma da Mantila, prova a passare. La numero 13 viene travolta da Colucci, primo cartellino giallo anche in casa Lazio, se lo aggiudica la numero 3. Fallo di astuzia, quello di Colucci, per non far ripartire in maniera pericolosa la squadra avversaria. Ora sul punto di battuta in questo calcio di punizione c'è Pereira. Parte Pereira, ci mette la mano Luzzi, concede il calcio d'angolo per il Cagliari, il primo di questo pomeriggio per la squadra sarda.
batte Pereira, c'è dietro Vecchione, fuori dall'area Pati e Mantila. È un pallone per Vecchione sulla pancia, sullo stomaco di Siclari. Ora si va a scusare la numero 77. Riparte la Lazio con Barca, Vanessa, ancora il capitano biancoceleste, Siclari. Scambiano 5-6. Ancora Siclari si muove sull'ultima linea di fondo. Colucci, Vanessa difende bene il pallone sulla carica di Mantila. Se ne va Vanessa, viene pressata in maniera eccellente dalla numero 19, rimessa Lazio. Chiama lo schema Chilelli dalla panchina. Intanto è entrata Conticelli. Barca dentro per proprio la numero 4, pallone che però non va a destinazione. È uscita Siclari per far posto a Conticelli. Barca sul punto di battuta, Vanessa di prima per Conticelli, non filtra il pallone, scaraventa in avanti il Cagliari e poi Vecchione anticipa Conticelli, c'è il portiere fuori, ha centrato la porta la numero 77, ma bravissima Luzia a tornare tra i pali. E allora riparte la Lazio con Conticelli, Vanessa porta ancora il pallone, Colucci si gira bene ma si trascina il pallone oltre l'ultima linea di fondo, rimessa per il Cagliari. È entrata il capitano Dodero, scusate, Vecchione ancora per la numero 7, il pallone non va al capitano rossoblù. Allora Luzzi può ricominciare con calma da dietro. 13 al termine della prima frazione, 0-0 tra Lazio e Cagliari. Conticelli, Vanessa, Barca, ancora la brasiliana per Pasqual che prova a girarsi e a concludere. C'è comunque il muro di Pati, rimessa Lazio. È uscita Colucci, è entrata Pasqual. Conticelli trova ancora una volta alzato il muro rossoblù. Barca ha qualcosa da ridire all'arbitro. Batte Vanessa, pallone dentro, esce male il portiere, raccoglie Conticelli, si rimette tra i pali Polloni. Rimessa Lazio, anzi no, rimessa Cagliari. No, e appunto, avevo visto bene, rimessa Lazio con Barca sul punto di battuta. Lascia per Vanessa, non riesce il filtrante alla numero 6. Sono calati i ritmi in questi ultimi minuti di gioco. 0-0 ancora tra Lazio e Cagliari in questa prima partita della stagione. Vanessa prova sul secondo palo a trovare Pasqual, ma il Cagliari ritrova il pallone. Mantila sterza, dietro per Dodero lancia le stelle, si riaffaccia in avanti il Cagliari. Conticelli si rialza dalla panchina Iochisalo insieme a Siclari. Vanessa in avanti per Pasqual, pallone così e così ma la spagnola lo raggiunge lo stesso, cerca uno scarico, lo sbaglia per Barca, regala una rimessa in zona di metà campo al Cagliari con Pati che ricomincia da dietro per Mantila. Aveva capito il trucchetto della numero 19 Pasqual, ma non è riuscita a scippare il pallone. Rimessa Cagliari. Regala il pallone però alla Lazio. Barca, Conticelli non lo controlla in campo. Una serie di passaggi sbagliati in questi ultimi secondi di gara di tempo effettivo. 2 per il Cagliari, 2 per la Lazio. Ecco il terzo pallone sprecato dalle sarde. Pasqual, Barca, Vanessa,
Si muove Pasqualla, trova benissimo Conticelli, ingannata dal rimbalzo del pallone. Allora possesso Cagliari. Dalla zona difensiva si sbracciano i due mister in panchina, Giorgi da una parte, Chileli dall'altra. Vecchione segue il taglio della numero 12 Pati, difende bene il pallone, poi vince anche il rimpallo, può ripartire bene il Cagliari, ma c'è sempre la chiusura di Barca lì dietro. Esce Pati, rientra Pereira. Mantila sulla pressione di Pasqualla. Pereira vince il duello con Vanessa, poi sbaglia la misura del passaggio Barca, e allora Vecchione. Mantila, Dodero, pallone uscito, possesso Lazio. Sta riuscendo dal guscio il Cagliari in questi ultimi minuti. È tornata in campo Pereira e si è fatta subito sentire. Primi minuti ottimi della squadra sarda, proprio quando c'era lei in campo. Siclari, Iochisalo. Siclari tocca dolcemente il pallone per la neo entrata Rangemir. La svedese al posto della spagnola Pasqualla. Mantila fa filtrare bene il pallone, poi la scaraventa giù Siclari. Seconda ammonizione in casa biancoceleste e terza della gara. Anche Siclari ha fermato il possesso della numero 19 Mantila. Siamo quasi giunti a metà della prima frazione, 10:54, è fermo il cronometro. 0-0, 3 falli commessi dalla Lazio, 1 per il Cagliari. Vecchione sul punto di battuta, prova a scambiare con Pereira, anzi no, fa tutto da sola la numero 14, ma spara fuori. Altro tiro di Pereira, sicuramente la più pericolosa dei suoi. Qui tarda ad arrivare il pallone in zona Luzzi. Iochisalo, Siclari, tocca ancora per la finlandese, scambiano la posizione le tre dietro, Siclari, Vanessa e Iochisalo. Intanto si muove in avanti Rangemir, pallone però è per Siclari, chiude bene Dodero, poi perde il pallone sulla carica di Iochisalo. L'ultimo tocco è della rosso-blu, rimessa Lazio con ancora Siclari sul punto di battuta. Si muove Rangemir, questa volta fuori dall'area di rigore. Tocca per Vanessa, dentro per Iochisalo, uno schema anche ben riuscito tranne la conclusione della finlandese. Copre Rangemir e guadagna una preziosissima rimessa laterale in zona offensiva. Pereira, Iochisalo, ancora la brasiliana, si mette in proprio questa volta. Dodero se la fa sfuggire e poi torna a ruggire Vanessa, guadagnando anche un calcio d'angolo, il terzo per la Lazio. Vanessa sul punto di battuta, parte fuori Iochisalo, c'è dentro Rangemir, il pallone per Siclari che trova avanti a sé Dodero. Ancora Vanessa, batte il corner, Siclari, parapolloni, Rangemir, ancora Polloni sulla ribattuta della svedese, pallone davanti, Mantila, sbaglia completamente sola, si rimane sullo 0-0, occasionissima da una parte, occasionissima dall'altra. Questa di Mantila era davvero tutta sola davanti al portiere Luzzi, non è riuscita a concretizzare la numero 19 Rangemir. Tocca dietro per Vanessa, prova con il sinistro, tiro fuori misura, possesso Cagliari. Lancio lungo di Pollone a cercare Pati e anche suo l'ultimo tocco, rimessa Lazio.
Siclari scodella in avanti per Arangemir, mette giù di petto, poi prova a concludere da una posizione impossibile. Pallone fuori. Polloni, Mantila, Pereira regala il pallone a Iochisalo, poi ancora la numero 14 a prendersi il massimo da lì. Concede la rimessa laterale per la Lazio con Siclari sul punto di battuta. Rangemir si muove dentro, si muove anche Vanessa da fuori. Questa volta era partito benissimo il missile della brasiliana, ma ancora una volta il Cagliari alza il muro lì dietro. Esce Rangemir, rientra Pasqual, Vanessa, Siclari sbaglia la misura, aveva visto il taglio della finlandese Iochisalo, pallone che però è in possesso sardo. Mantila, Dodero non riesce nella filtrante verso Pati. 9:05 alla fine del primo tempo, 0-0 tra Lazio e Cagliari. Siclari difende il pallone sulla carica di Dodero. Luzzi sbaglia il rinvio da portiere a portiere, gestisce Polloni. Allora Pereira sbaglia Polloni, Pasqual prova ad approfittarne, la palla però è uscita. Si riparte con il possesso del Cagliari. Sì, infatti rimessa laterale. Pereira, Mantila, Dodero sbaglia la misura, voleva darla sulla parallela per Pati. Esce Vanessa, rientra Barca per la terza volta. Barca, Siclari in avanti per Pasquale, era ottima la manovra della Lazio, poi sbaglia qui Pati. Può ripartire il Cagliari che non concretizza il possesso in zona offensiva. Iochisalo si appoggia dietro da Luzzi, sbaglia sulla carica, c'è manca, poi va giù, tutto regolare. Stata Pati a scippare il pallone a Luzzi, stava facendo il pasticcio il portiere biancoceleste, per sua fortuna però concede il minimo. E ora è anche possesso Lazio con Siclari che vuole battere subito questa rimessa dal fondo, non trova però Pasqual. Polloni, Siclari a ruggire sui piedi di Pati, possesso Cagliari. Controfallo qui del Cagliari, sbagliato tutto Pati, rientra Vecchione in campo al posto di Dodero. Siclari, Iochisalo, 1-2 spaziale, Siclari poi davanti a Polloni, non riesce a bucarla, para la numero 66 e concede la rimessa della Lazio. Per la Lazio, Siclari sul secondo palo per Pasqual, fatto fallo e allora rimessa Cagliari. Pati, Mantila, Pereira fa carambolare il pallone addosso a Pasqual, guadagnando una rimessa laterale. Vecchione difende ma non porta a casa il successo. Intanto è entrata anche Pantano nel ruolo di ultima al posto di Siclari. Barca avanti per Pasquale, Iochisalo, un po' di spazio, Iochisalo, deviazione di Vecchione, poi la Lazio reclama un retropassaggio, tutto regolare però per l'arbitro, indicando che era tutto involontario. Pantano, ricomincia la Lazio da dietro con Iochisalo. Barca, Pasquale difende bene il pallone, all'indietro da Luzzi, Iochisalo scaraventa in avanti la sfera, rimessa Cagliari.
con Pereira. Mantila, Vecchione difende bene il pallone, poi non si intende con Pereira, allora Luzzi può prendere con le mani in maniera tranquilla questo pallone. Pantano, Vanessa tornata in campo al posto di Barca. Pasquale difende bene, ancora per Vanessa. Suola, Iochisalo, Suola anche lei, poi conclude non trovando successo. Parapalloni, Vanessa anticipa Vecchione, sono 2 contro 1. Vanessa, Pasquale, passaggio un po' all'indietro. Pasquale difende la sfera, palla scarica per Iochisalo. Vanessa cerca il primo palo, schiaccia troppo il tiro. 6-16 alla fine della prima frazione, chiama il time out però la squadra biancoceleste. I due allenatori ne approfittano per dare ulteriori indicazioni alle loro ragazze, con la Lazio che ha approcciato bene questo incontro, cerca di gestire più il possesso, è andata vicina al gol prima con Siclari e poi pochissimo fa con la numero 77 Vanessa Pereira, mentre invece 2 ghiotte occasioni per il Cagliari che gioca più di ripartenza, una con Pereira e poi l'altra con Pati che ha scippato il pallone a Luzzi che stava combinando il pasticcio. Fortuna per lei però che poi la conclusione della numero 12 ha trovato pronte le sue mani. 0-0 in questa prima partita stagionale tra Lazio e Cagliari. Ricordiamo i prossimi impegni: in casa Lazio 6 ottobre a Molfetta, sempre lo stesso giorno il Cagliari giocherà la prima in casa contro l'Atletico Foligno. Suona la sirena e allora squadre che tornano in campo a 6-16 dal termine. Esce fuori Pantano dal campo, entra per la seconda volta Conticelli. Si riprende con il possesso del Cagliari. Polloni con le mani, Mantila. Esce dal pressing il Cagliari, poi Pati sbaglia il tocco, riparte la Lazio. Conticelli, c'è sul secondo palo Pasquale, non si intende con Iochisalo. Rimessa Cagliari, era una buona opportunità per la squadra biancoceleste. Reti ancora bianche dopo 14 minuti di tempo effettivo. Non riesce ad uscire il Cagliari dalla propria metà campo. Rimessa Lazio con Iochisalo che si impossesserà del pallone. Taglia Vanessa, preferisce il pallone Pasquale che di controbalzo prova a firmare, pallone che però termina altissimo. Riparte il Cagliari con Mantila, palla in avanti per Vecchione, Iochisalo la contiene bene, dietro per Luzzi, sbaglia il tocco l'estremo difensore di Chilelli. Corner per il Cagliari del secondo di giornata per i sardi. Pati sul punto di battuta, dietro per Vecchioni, c'è un fallo però commesso da Pereira ai danni di Pasquale. Punizione per la Lazio. Iochisalo, Vanessa di prima, geniale per Pasquale che la mette il pallone a terra, poi trova sull'inserimento Iochisalo, pallone rimane lì e che viene poi scaraventato fuori dall'area di rigore di Mantila. Ottima la trama delle biancocelesti. Vanessa per Pasquale che ha fatto un lavoro enorme lì davanti, scaricando la sfera per Iochisalo. Bello anche il diagonale della finlandese, ma bravissima, pallone a parare. Iochisalo, deviazione, conquista il quarto corner la finlandese. Ora si chiariscono i due arbitri
concedendo giustamente il calcio d'angolo alla Lazio. E 21 al termine. Iochisalo fuori per Vanessa, Palloni, il pallone rimane lì. Vecchioni riesce in qualche modo a sventare la minaccia. Altro errore dalla rimessa laterale della Lazio. Luzzi richiama in maniera frettolosa le sue ragazze, sbaglia ancora il giro palla il Cagliari, la Lazio che prova a pressare. Iochisalo, Vanessa, c'è dall'altra parte Conticelli, ecco la servita, in avanti Pasquale non vede l'ora di prendere il pallone. Vanessa ancora per Conticelli, scala Vecchione, Conticelli prova il destro, il pallone che rimane lì. Vanessa, l'ultimo tocco è della sarda da Pereira a Pereira, da Vanessa a Cinzia. Questa volta vince Vanessa Pereira e si porta a casa una rimessa laterale dalla zona offensiva. Siclari entrata adesso al posto di Conticelli, non si intende con Vanessa, possesso Cagliari. Polloni, Pati, Vecchione, 1-2 con Pati, Siclari la fa sbagliare conquistando anche la rimessa laterale, questa volta però in zona difensiva. Vanessa, Barca, Siclari, 4:30 al termine. Barca, Vanessa, in avanti per Pasquale, 1-2 con Siclari, al numero 5 va giù, è tutto regolare, prova a ripartire il Cagliari con Vecchione contro due giocatrici della Lazio, alla fine vince Vanessa. Poi Vecchione torna a ruggire, stampa il pallone alla brasiliana, ma questa volta Barca padroneggia il capitano lì dietro, conquista anche una punizione fondamentale per la Lazio. Dopo il possesso perso da Vanessa, il capitano biancoceleste è andata a prendersi ciò che la brasiliana aveva perso. Ora ricomincia la Lazio. Siclari, Pasquale, scarica per Vanessa, destro, sinistro, ancora Pasquale per il mancino di Vanessa, non filtra il pallone per Siclari. Allora Vecchione prova a ripartire il Cagliari con Dodero, sbaglia la misura del passaggio, non in giornata il capitano rossoblu. 3:47 al termine del primo tempo. Vanessa sul punto di battuta di questa rimessa laterale. Barca, Siclari non filtra il pallone in avanti, allora Dodero sulla chiusura di Barca, c'è la rimessa della Cagliari, ottima come sempre la retroguardia del numero 6 della Lazio. Pati non si intende con Vecchione, rimessa Lazio. Luzzi, Barca, c'è in avanti la solita Pasquale a lottare con il centrale del Cagliari, in questo caso Mantila. Vanessa compie un brutto controllo, non da Vanessa, prova Pati, tiro ribattuto, Pereira sul fondo, doppia, no, due volte sfiora il gol Cinzia Pereira, entrambe le volte però non trova successo. Vanessa, Barca, si muove in avanti Pasquale, questa volta viene servita la spagnola, non vince il duello con Ammanti, la porta a casa però. Una rimessa laterale in zona offensiva, 2:56 al termine, ancora 0-0 tra Lazio e Cagliari. Siclari, ottima la difesa di Pati, stava arrivando come un treno Vanessa. Ancora possesso Lazio con Siclari. Sul secondo palo per Pasquale, tocca per Vanessa, tiro deviato, altro corner per la Lazio. Fa benissimo il muro la squadra rossoblu, lì dietro Rammantila e Pati avranno neutralizzato un'infinità di tiri delle giocatrici della Lazio.
Siglari sul corner, dietro per Pasqual, non filtra il pallone per Vanessa, ancora la spagnola, Polloni, il pallone rimane lì, Vanessa non riesce ad appoggiarlo per Barca, allora può ripartire il Cagliari con Dodero, 2 contro 2, Dodero contro Siglari, Dodero, pallone che non va nello specchio di Luzzi, neutralizzato benissimo da Siglari. Barca, ricomincia la Lazio, 2:22 al termine della prima frazione, ancora 0-0 in questa prima giornata di Serie A. Barca, è uscita Pasquale, è entrata Colucci, eccola servita la numero 3, Barca in qualche modo prende il possesso, sfida Pereira ma non vince, copertura ottima della numero 14, poi ancora Barca va a riprendersi il pallone, Vanessa non filtra il pallone per Siglari, se ne va Pati, sono 3 contro 2, ancora la chiusura spaziale di Barca, terzo intervento top della numero 6. Pati sul punto di battuta, in qualche modo per Pereira, Colucci 2 volte, prova ad uscire la Lazio, Mantila ricomincia la Polloni, Iochisalo si mette sulla traiettoria, concede l'out alla Cagliari, Pati lascia a Mantila, qui troppi secondi ci mette la Lazio a battere questa rimessa, allora possesso biancoceleste. Siglari, Iochisalo, vediamo cosa inventa la finlandese, si muove sulla retta via Colucci, ecco la servita, ancora dietro per Iochisalo che non riesce a prendere il pallone, ottima la chiusura di Mantila, possesso Cagliari, Pati contro Vanessa, brutto cliente la brasiliana per la numero 12 e infatti regala il pallone alla Lazio, Iochisalo, Siglari, Vanessa, Siglari, ancora Vanessa, non filtra il pallone per Iochisalo, rimessa Lazio, Siglari in avanti, Colucci difende bene il pallone, 1-2 con Siglari, vince Vanessa, vince il possesso, ancora Vanessa, non riesce però a superare Pereira, Cagliari ricomincia da dietro ma in questi ultimi minuti non riesce ad uscire dalla propria metà campo, a confezionare il possesso, a costruire azioni, invece la Lazio ci sta provando senza però trovare esito. Colucci difende bene il pallone su Pereira, Vanessa va col mancino, tiro insidioso ma che finisce di poco a lato, ha squillato per la seconda volta Vanessa in questi primi 20 minuti di gioco. Vecchione difende bene il pallone, Vanessa gli ruba la merendina, poi Iochisalo in estirata non riesce a indirizzare il pallone in porta, Vecchione, la palla è uscita, infatti rimessa Lazio, squadre lunghissime, sono 2 contro 1, Vanessa davanti al portiere, ci mette troppo, pallone rimane lì, Siglari alle stelle, a 5 secondi dal termine della prima frazione se l'è divorata qui la Lazio, situazione di 2 contro 1, Vanessa e Colucci non sono riuscite a portare in vantaggio la Lazio, Polloni con le mani, calcio di punizione per la Lazio quando manca un secondo al termine, tira Vanessa, cronometro bloccato, si lamenta infatti qui il tecnico rossoblu con il cronometrista Zannola, perché la Lazio in effetti ci ha messo qualche secondo in più del singolo secondo a battere il calcio di punizione, suona la sirena, finisce in parità il primo tempo di Lazio-Cagliari.
Squadre che tornano in campo, ovviamente a campo invertito. Si ricomincia dunque sullo 0-0 tra Lazio e Cagliari in questa prima giornata di campionato. La Lazio che ricomincia con Polloni in porta, l'onnipresente Mantila che non è mai uscita dal terreno di gioco, Pati, Vecchione e Pereira. La Lazio invece risponde con Luzzi, Iochisalo, Siclari, Barca e Pasqual come pivot. Quindi parte dalla panchina Pereira, Vanessa Pereira. Si attende solo il fischio dell'arbitro che c'è adesso. Allora possesso Lazio. Siclari gioca subito in profondità ma non trova Iochisalo. Pereira sbaglia il passaggio per Vecchione. Primo tempo tutto sommato equilibrato, con la Lazio che forse ha gestito più il possesso del pallone, ma ad occasioni create forse il Cagliari è stato più pericoloso, prima con Pereira e poi con Pati. Ricomincia la Lazio con Iochisalo, Siclari in avanti per Pasqual che non riesce ad addormentare il pallone, concede la rimessa per il Cagliari. Qualche battibecco tra l'arbitro e Polloni. Rimessa Cagliari con Mantila. Si muove Vecchione, si muove anche Pereira sul pressing di Iochisalo. Dalla rimessa al portiere biancoceleste, allora guida Barca da dietro con Siclari. Viene incontro Iochisalo, Suola, Siclari, prova da destro, Polloni. Tra le sue braccia, poi il Cagliari che non riesce a ripartire sulla diagonale Pereira-Vecchione. Un po' troppo imprecisa la squadra di Giorgi. Anche nel primo tempo non è riuscita a collezionare e a concretizzare i passaggi, soprattutto dalla difesa all'attacco. Poi nel fraseggio lì davanti è molto abile, soprattutto Vecchioni e Pereira. La Lazio si fa vedere in avanti, Pasquale alle prese con Mantila, vince la numero 19 che però concede la rimessa laterale. Come sempre Siclari si impossessa del pallone, conta l'arbitro, non riesce la Lazio a costruire una palla gol, sbaglia Siclari, sbaglia Pasquale e allora possesso Cagliari con Colucci che si alza dalla panchina, forse sarà lei la prima mossa del secondo tempo per Chilelli. Vecchione addomestica bene il pallone, Pati non si intende, poi con la nazionale Vecchione. Barca, Iochisalo, ancora il capitano della Lazio, Siclari in avanti per Pasquale, lancio impreciso della numero 5, out Cagliari. Vecchione sfida Iochisalo, vince Vecchione, sbaglia poi il passaggio, ancora Mantila, fase un po' disordinata della gara con il Cagliari che lì dietro non riesce ad uscire con il palleggio. Buono il pressing invece della squadra di Chilelli. Barca in avanti, Pasquale addormenta Iochisalo, Polloni para e subito in avanti per Vecchione. Vecchione va giù in area di rigore sul contatto con Barca. Per l'arbitro è tutto regolare. Qui Vecchione ha casciata a terra, dice di aver subito il fallo, poi non protesta neanche così platealmente. In ogni caso comunque ottima, anche se rischiosa, la copertura di Barca. A duello le due nazionali, la numero 6 della Lazio contro la numero 77 rossoblù.
ha vinto il capitano di Chilelli, che ora rimette in campo il pallone. Siclari, Pasqual si gira bene, poi perde il possesso, va a riprendersi ciò che è suo. Barca, Siclari, Suola, Iochisalo, Suola anche lei, prova con il destro a cercare sul secondo palo Pasqual, che non arriva puntuale all'appuntamento con il pallone. Torna in campo Vanessa al posto di Barca. Polloni, Vecchione in avanti per Mantila, da portiere a portiere. Veloce la Lazio con Pasqual, ha cercato una traiettoria molto interessante per Vanessa, come sempre, però puntuale la copertura di Mantila. Rimessa Lazio. Vanessa, Siclari, Vanessa prova a tagliare il campo a metà, non riesce. Vecchione riparte, se ne va su Vanessa, poi non sul raddoppio di Siclari, sempre attenta la numero 5. Possesso Cagliari. Pati a mettere un po' d'ordine. Pereira non è entrata benissimo in questa ripresa. Pati in avanti per Vecchione, c'è dall'altra parte Mantila. Vecchione, tiro velenosissimo, ma che termina però sul fondo. Ha provato a squillare per la prima volta in questo pomeriggio Vecchione, senza però trovare successo. Riparte la Lazio con Iochisalo. Siclari, numero su Vecchione, ma la contiene bene il pivot di Giorgi. Sbaglia Pati. Iochisalo, Vanessa si gira bene, Vanessa prende in pieno Pereira sulla bocca dello stomaco. Ora giustamente il gioco si ferma, l'arbitro si accerta delle condizioni della numero 14. 16:41 alla fine di questa prima partita stagionale, questa prima partita di campionato. Ancora punteggio inchiodato sullo 0-0. Vanessa scambia con Siclari, mette dentro per Pasqual, ci arriva e poi c'è il calcio di punizione dentro l'area sarda sull'ingenuità colossale tra Pati e Polloni. Pasqual ha già preso il pallone. Pati e Vecchione sulla barriera. Tocco a due, Pasqual per Vanessa. Polloni sistema la barriera. 16:35 al termine della partita. Pasqual tocca per Vanessa. Polloni ha chiuso bene lo specchio della porta. Non un tiro particolarmente insidioso quello della brasiliana, che ritenta adesso. Poi filtrante per Pasqual che va giù, ma è tutto regolare, dice l'arbitro. Iochisalo, un po' di spazio, Iochisalo traversa. Questa sì che era una palla gol della Lazio, anzi la più ghiotta della partita, proprio avvenuta tra i piedi della finlandese, che ha un destro veramente vellutato. Questa volta si è schiantato sulla traversa, graziato il Cagliari, che ora prova ad uscire dal guscio senza successo. Pasqual ancora per Iochisalo, Suola, Iochisalo sul secondo palo, non giunge il pallone a Siclari e poi l'ultimo tocco è della finlandese. Rimessa Cagliari. Pati sulla spinta della finlandese, non c'è contatto, è tutto regolare. Palla a Siclari. Iochisalo, Vanessa chiama il taglio di Pasqual. Ancora Vanessa, deviazione, corner per la Lazio, è il primo del secondo tempo.
come sempre Siclari al punto di battuta. Si muove Pasqual dentro, chiama palla da fuori Vanessa, ecco la servita, Vanessa, Pasqual, Polloni, incredibile, e poi viene neutralizzato il contropiede di Pati. Vanessa sul secondo palo, chiude Vecchione che è bravissima anche nella fase difensiva. Secondo corner consecutivo della Lazio. Sta aumentando i giri del motore la squadra di Chilelli, sta entrando sempre di più in partita Vanessa Pereira. Siclari sul secondo palo, Pasqual addormenta il pallone, ha visto un fallo però il direttore di gara, e allora calcio di punizione per il Cagliari. Pati, altro errore della numero 12, Pereira se la mette lì un contatto, la palla rimane lì, Pasqual, Iachisalo da un passo nel vantaggio la Lazio. Altro errore divorato, altra occasione divorata dalla finlandese, e allora il Cagliari riparte. Graziata allora Polloni, la Lazio che conquista palloni su palloni. Il Cagliari è in bambola in questo secondo tempo, non è mai entrata in partita la squadra di Giorgi, forse sta accusando la categoria, sta accusando la prima partita stagionale, si è fatta sentire solo dopo 2 minuti dal fischio della ripresa con Vecchione, che mi sembra la migliore del Cagliari in questo secondo tempo. Iachisalo, controfallo, e allora rimessa Cagliari. Non è il primo errore su rimessa laterale che fa la Lazio, ne ha fatti 3 e 1 il Cagliari. Dodero rientrata in campo il capitano rosso-blu, ora conquista, anzi no, subisce, no, l'arbitro si è ripreso subito dopo, avevo visto bene da qua su che la rimessa era della Cagliari. Pati, Dodero sbaglia la misura, allora Vanessa può ripartire con il contropiede biancoceleste. Pasqual, Polloni subito in avanti, squadre lunghe a cercare Vecchioni. Siclari chiude ancora bene, Vecchione, Pati rischia di perdere il possesso, poi Dodero sbaglia ancora. Tanti, troppi palloni persi oggi da Dodero e Pati. La Lazio però non è riuscita a concretizzare nessun regalo. Rangemir lotta contro l'avversario senza però trovare successo. È rientrata la pivot svedese al posto di Pasqual. Pereira non supera la prima linea difensiva, poi Vanessa Pereira ci prova con il mancino senza però trovare ancora lo specchio della porta. Torna in campo Mantila, e direi anche giustamente, dato che il Cagliari stava concedendo troppe occasioni alla Lazio lì in difesa. Mantila, Dodero anticipata, Vecchioni di tacco per Mantila, non si intendono le due migliori di quest'oggi del Cagliari. Siclari, Barca, Vanessa, Siclari ancora per Barca che tiene bene il pallone in campo, poi lo rimette dentro, nessuna calciatrice biancoceleste ci ha creduto, poi la Lazio non riesce a partire in contropiede. 13:48 al termine della gara, ancora 0-0 tra Lazio e Cagliari. Barca, Siclari, sbraccia Rangemir lì davanti che lotta contro la centrale, poi Rangemir si gira bene questa volta ma conclude male. Riparte il Cagliari, non addormenta il pallone Dodero, non lo gestisce, e allora ancora una volta possesso Lazio.
Rangemir difende su Mantila. Rangemir non vince il contrasto, riparte Vecchione, chiude Vanessa, il pallone è rimasto in campo e viene gestito dal Cagliari. Pereira, Vecchione aveva lisciato Vanessa, ha lisciato anche la 77 rossoblu, che ora prende il posto di Cossu, che esce al posto di Cossu. E allora primo sprazzo di gara per il vice capitano di Giorgi. Vanessa chiama incontro, Pasquale lo ottiene, Barca si libera della marcatura, rientra sul sinistro, poi viene rimontata da Dodero contro Pere Cagliari. Dodero, c'è dall'altra parte Pereira, chiude Vanessa, il pallone comunque del Cagliari. Cossu non riesce a penetrare nell'area di rigore della Lazio. Si va a 2000 in questi ultimi secondi di tempo. Vanessa, c'è Pasquale sulla traccia, Rangemir, parapalloni, primo tiro anche della svedese. Cossu, Dodero sbaglia lo stop, rimessa Lazio. Dodero, Mantila e poi Pati, rimessa rossoblu. Mantila perde il possesso solo in un primo momento. Pati prova a prendersi anche questo pallone, non riesce a dribblare Vanessa. 2 contro 2, Vanessa passa, Vanessa tocca, Rangemir! Lazio in vantaggio, la prima rete della Lazio è firmata Rangemir, 1-0. E va a prendersi l'abbraccio di tutta la panchina, giustamente ha perso un pallone sanguinoso Pati e non è il primo della partita questa volta, però Vanessa ha fatto tutto bene, l'ha messa sul secondo palo per Rangemir, che con il piattone mancino ha colpito prima il palo e poi la rete. 1-0 Lazio. Vediamo la risposta del Cagliari, che finora non viene ancora possesso conquistato da Vanessa, poi perde sul filtrante. 1-2 Vanessa, 1-2 spaziale con Colucci, la Lazio raddoppia. Prima Rangemir e poi Vanessa, 2-0 in neanche un minuto di tempo effettivo, e giustamente il tecnico Giorgi richiama le sue al rapporto. Ora c'è il time out, 11:29 al termine della partita, prima Rangemir e poi Vanessa per il 2-0 della Lazio. Fine del time out, Giorgi suona la carica alle sue ragazze, torna in campo Cossu, torna in campo Pati, così come Mantila e il capitano Dodero. 2-0 della Lazio, un 1-2 catastrofico per il Cagliari. Prima Rangemir e poi Vanessa. Si stava facendo sentire nei minuti finali la brasiliana,
è salita in cattedra, prima con un assist e poi con un gol. 37 anni, ma ancora due polmoni da adolescente. Tanto qui ci prova Iochisalo, poi Pasqual 2 volte sul muro rosso-blu. Rimessa Lazio, ha la sensazione che il Cagliari abbia accusato il colpo dell'1-0. Pasqual sulla rimessa, ancora Vanessa, questa volta schiaccia troppo la conclusione. Rimessa Cagliari, 11:07 al termine, 2-0 per la Lazio. Prima Rancemir e poi Vanessa. Polloni rimette in pallone in campo. Pereira lo arpiona Vanessa con il destro, era impossibile da stoppare quel pallone. Ancora la numero 77, vede in profondità Colucci, sbaglia questa volta il filtrante, poi torna a gigantoneggiare nella propria metà campo, si prende gli applausi della sua panchina. Pasqual, Iochisalo non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa Cagliari. Cagliari rischia di perdere la prima partita di campionato. Tanto qui Colucci filtra il pallone, Iochisalo sul fondo, occasionissima per la finlandese. Dicevo che il Cagliari rischia di perdere la prima partita in campionato dopo quasi un anno e mezzo. Non perde infatti in campionato la neopromossa dal playoff della stagione 2022-2023, in quel caso 1-0 contro lo Jasnogara. Poi nello scorso anno in Serie A2 19 vittorie e un pareggio, poi il pareggio, anzi la vittoria prima in casa contro la Roma nel playoff e poi il pareggio in terra giallorossa per 3-3 per un complessivo di 7-6 che è valsa la promozione per la società rossoblù. Iochisalo in avanti per Colucci che si fa anticipare da Mantila. Corner per la Lazio, qualche secondo di troppo ci sta mettendo la squadra di Chilelli. Vanessa, Iochisalo in pieno Pereira, ancora rimessa Lazio che prova a chiudere il discorso il prima possibile. Pasqual, Vanessa, Colucci prova a girarsi, difende il pallone e conquista il massimo da lì, ovvero la rimessa laterale. Pasqual trova sul secondo palo Vanessa e poi rischia l'autogol Vecchione. Attentissimi i rifletti di Polloni a deviare il pallone in out, altro calcio d'angolo per la Lazio. Pasqual conta l'arbitro per Iochisalo, schema perfetto, anche Iochisalo si iscrive sul tabellino e 3-0 Lazio. Primo gol ufficiale con questa maglia per la finlandese dopo Rancemir e Vanessa. Festeggia anche Iochisalo, riprende il gioco Pati dentro e poi la finlandese perfetta anche in zona difensiva. Mantila non si intende con Pereira, è caduto il muro rossoblù che aveva tenuto alla grande, mi viene da dire, nel primo tempo. Se l'è giocata alla pari la squadra di Giorgi. Iochisalo, Polloni questa volta para,
ci mette troppo a battere con le mani, e allora calcio di punizione per la Lazio. Si scalda anche Farinelli nella panchina biancoceleste. Vediamo se Chilelli farà rifiatare Luzzi. Intanto c'è un calcio di punizione pericoloso dal limite dell'area per la Lazio. Siclari e Pasqual sul punto di battuta. C'è Vanessa lì fuori. Il portiere si mette sulla linea della barriera. È uno schema. Siclari, tocca per Vanessa, pallonetto. Non riesce a tirare la Lazio. Mal riuscito lo schema. Possesso comunque biancoceleste. Jokisalo. Vanessa costretta ad andare dietro da Luzzi. Siclari. Conticelli rientra in campo per la prima volta nel secondo tempo. Colucci. Vanessa non riesce a far filtrare il pallone per Jokisalo. Gesto di leziosismo per la brasiliana, che ora va a ringhiare sul pallone che stava per giungere a Pereira. Rimessa Cagliari. Mantilla, Pati lancia in avanti il pallone. Mantilla nella terra di nessuno, raccoglie Luzzi. Vanessa, lei non esce mai. In avanti per Colucci, sfida Mantilla. Colucci difende, si gira, Colucci, Polloni! Bellissima la copertura palla della numero 3. Quarto corner per la Lazio in questa ripresa. Per la Lazio tutte ruotano tranne Vanessa. Eccola, Vanessa Polloni! Ancora una volta a chiudere bene lo specchio della porta alle biancocelesti. Sul secondo palo ancora Polloni, bravissima anche nell'uscita. Pati, si chiude bene la Lazio, contro 3. Pati, Mantila, Vecchione, Mantila, ci ripensa Dodero, scaraventa, il pallone fuori. Vanessa, Pantano, in verticale per Colucci che si gira bene, poi Mantila con astuzia interrompe la corsa della numero 3. Qui Pantano fa fallo, calcio di punizione per il Cagliari. Mantila, pallone uscito per Dodero. Conticelli vuole battere in fretta questa rimessa laterale. Colucci arpiona il pallone, poi non si intende con Conticelli, anche se l'ultimo tocco è di una calciatrice rossoblù. Rimessa Lazio. Conticelli sbaglia la rimessa, contropiede Cagliari, è da sola Vecchione. Vecchione sul fondo conclude per la seconda volta nella ripresa la numero 77. Rimessa affidata a Luzzi. Pantano, Vanessa, Conticelli, Vanessa in verticale per Colucci che difende ancora benissimo il pallone, lotta con Mantila, non perde il possesso, poi si trascina il pallone fuori. Rimessa Cagliari. 7 minuti al termine della partita. Lazio 3, Cagliari 0. Dodero, Pereira, Mantila dall'altra parte per Vecchione. Vecchione rientra sul destro, viene calciata da Colucci. Calcio di punizione per il Cagliari. Ne vuole solo una in barriera Luzzi, anzi 2.
Si tratta di Colucci e Pasqual. Sul punto di battuta c'è Pereira e Vecchione. Vediamo chi andrà. Finta, parte Vecchione, Pasqual copre bene il primo palo. Corner per il Cagliari. Pereira sul punto di battuta. Ancora Pasqual a difendere bene. Contropiede Lazio, manovrato da Colucci. Rientra Dodero. Colucci difende il pallone contro due, prova a passare, poi concede la rimessa laterale per le sarde. Ha provato a mettersi in proprio la numero 3 della Lazio, Mantila. Vecchione aspetta il rimorchio di Pereira, che arriva puntuale. Pereira sul fondo. Ottima questa trama di gioco delle ragazze di Giorgi, con Vecchione a manovrare e Pereira a concludere il suo tiro, però è andato fuori. Colucci si gira bene, Colucci ha toccato forse Polloni, anzi no, non c'è calcio d'angolo. Terza occasione per Colucci, che si libera sempre bene dell'avversario. Gli manca però qualcosa nella fase conclusiva dell'azione. Qui rimessa Lazio, si lamenta Vecchione con l'arbitro. Pantano con tutta la calma del mondo. Pantano, scavetto per Vanessa, mette giù il pallone. Colucci da fuori, addirittura da Luzzi all'indietro, lancia il pallone in avanti. Vecchione fa bene la guardia a Colucci. Mantila se ne va su Conticelli, trattenuta dalla numero 4. Infatti c'è il calcio di punizione per il Cagliari, terzo ammonito in casa Chilelli. Questa volta si tratta di Conticelli. Dopo Siclari e Iochisalo, anche Conticelli si iscrive sul taccuino dell'arbitro. Altro calcio di punizione per il Cagliari e di nuovo Vecchione e Pereira sul punto di battuta. Pereira si allontana, parte Vecchione, prende in pieno la barriera fa di nome Colucci. Non giunge il pallone per Manti, allora Conticelli. Vanessa a pulire la propria metà campo. Colucci di tacco per Conticelli. Conticelli sul fondo. Reclama il tocco di Polloni, che però non c'è secondo l'arbitro. Qui Conticelli si è divorato la palla, si è divorata la palla del KO. Cambio in porta in casa Lazio, esce Luzzi, entra Farinelli. Triplo cambio addirittura per la Lazio, torna in campo Rangemir Iochisalo e per la prima volta in stagione anche Gurrieri. Vanessa, Iochisalo, Gurrieri, tocca il primo pallone della stagione. Ottimo Iochisalo per Rangemir, fa filtrare il pallone per la numero 10, che però trova il ruggito di Pereira. Lancia in avanti per Mantila, chiude troppo il pallone. Era ottima comunque la trama di gioco delle sarde, era ottima anche l'occasione capitata alla numero 19. Pereira intercetta il pallone, poi cade giù sul contatto con Rangemir. Suona la sirena, quinto fallo commesso dalla Lazio. Il prossimo sarà allora fallo cumulativo. Zero falli invece
commessi in questa ripresa dalle rossoblù. Vecchione difende su Yokisalo. Pati, Pereira, va a terra Vanessa sul contatto con Orru. Calcio di punizione per la Lazio in zona difensiva, ma il tecnico Chilelli chiama il time out. Ricordiamo il punteggio è quello di 3-0 per la squadra di Chilelli. Rangemir ha sbloccato un match complicatissimo, poi Vanessa e infine Yokisalo. 1-2 pazzesco delle biancocelesti, prima il gol di Rangemir e poi il raddoppio di Vanessa hanno steso completamente anche a livello mentale il Cagliari. Qui ancora qualche secondo per riprendere gli ultimi 4 minuti e 14 della gara, con Chilelli che sta dando le indicazioni alle sue ragazze, così come Giorgi. Suona la sirena, allora squadre in campo. Si riprende con un calcio di punizione per la Lazio, con Vanessa come sempre con il pallone in mezzo ai piedi. Chiama Rangemir in avanti, eccolo il pallone per la svedese che lo mette giù bene. C'è dall'altra parte Gurrieri, viene chiusa però la svedese da Pereira e allora rimessa per la Lazio. Chilelli sta muovendo le sue ragazze dalla panchina come se avesse un joystick tra le braccia. Vanessa in avanti per Rangemir, non giunge il pallone però la numero 9 e allora Apolloni a suonare la carica per le sue ragazze. In avanti Vecchione difende il pallone, duella con Vanessa, tiene il pallone in campo. Vecchione in qualche modo per Pati, bravissima Farinelli a compiere la prima parata in stagione che nega l'accorciare della distanza del risultato del Cagliari. Calcio d'angolo, è proprio la numero 12 sulla mezzaluna, mette dentro per Orru che non arriva bene sul pallone. Riparte in maniera frettolosa la Lazio con Vanessa, duella con Vecchione, torna indietro Gurrieri, Vanessa, Yokisalo, Rangemir, si libera l'avversario, Rangemir in pieno petto Apolloni che ora si distende a terra, ha preso una puntata piena dalla svedese che non ha un tiro del tutto debole, poteva andare decisamente meglio alla numero 66. Lì davanti però Rangemir non fa prigionieri, Vanessa da fuori, ancora Polloni e poi libera la difesa sarda. 3:18 al termine della gara, 3 Lazio 0 Cagliari. Vanessa se ne va, Vanessa fa tutto lei, Vanessa a un passo dalla doppietta. Apolloni difende Vecchione, Pati, Mantila, Vecchione in avanti per Manca, Pati prova il diagonale sul secondo palo, fa bene la guardia Gurrieri, poi Rangemir per Gurrieri, riesce a far filtrare il pallone per Yokisalo, il muro di Manca e rimessa Lazio. Yokisalo, Vanessa in avanti per Rangemir, arpiona il pallone, poi l'ultimo tocco è di Pati, bravissima Gurrieri a non far carambolare il pallone su di lei. Ancora la numero 10 con il pallone tra i piedi, Vanessa
Farinelli, Jokisalo, Suola, Vanessa sulla retta via per Rangemir, poi sbaglia qui la Cagliari. Più che un tiro mi è sembrato un passaggio quello della numero 9, che comunque sta facendo una partita ottima. Ha sbloccato un complicatissimo match, perché nel primo tempo comunque le due squadre si sono annullate tra di loro. Anzi, se dobbiamo analizzare le azioni che ha avuto il Cagliari, sono state più pericolose di quelle biancocelesti nella ripresa. Però la trama è cambiata: prima Rangemir, poi Vanessa e infine Jokisalo per questo 3-0 casalingo della Lazio. Conticelli in avanti per Colucci, difende bene il pallone. Pereira però glielo va a scippare, poi sfida Colucci. Apolloni in avanti, non trova Dodero e allora rimessa Lazio. 1 minuto e mezzo al termine. Farinelli con le mani, Jokisalo, si muove Colucci, ecco la servita, non difende questa volta bene il pallone come sa fare lei. Conquista comunque una rimessa Vanessa. Conticelli, Jokisalo, si muove bene la Lazio. Jokisalo arriva sul fondo, mette dentro un siluro irraggiungibile sia per Colucci che per Vanessa. Rimessa per il Cagliari. Mantilla, Pereira, non supera Jokisalo. Rientra Gurrieri in campo al posto di Conticelli. Vanessa, Colucci, Jokisalo, Vanessa, filtrante per Colucci, difende bene il pallone. Poi Vanessa di prima dall'altra parte, Gurrieri la mette giù, non riesce poi a confezionare e a concretizzare il possesso. Conquista comunque una rimessa laterale. 45 secondi al termine. Lazio Cagliari 3-0. Prova Jokisalo, Apolloni, a concedere l'out. Gurrieri, Jokisalo, Vanessa di prima per Colucci. 1-2 con Vanessa che si divora la doppietta. Ottima trama di gioco della brasiliana e della numero 3. Veramente imprendibile Vanessa quando parte con il pallone tra i piedi. 35 secondi al termine. Il Cagliari non riesce più ad uscire. Jokisalo, Vanessa, che ora preferisce andare all'indietro anziché in zona offensiva. È uno schema però, perché Farinelli cerca avanti Colucci, fa bene guardia Mantilla e poi Gurrieri a conquistare la rimessa laterale. Buon approccio in campo della numero 10. Jokisalo, non si intende questa volta con Vanessa. 9 secondi al termine di questa prima partita stagionale. Lazio 3, Cagliari 0. Mantilla, errore di misura per Dodero. Gurrieri, 3, 2, 1. Suona la sirena, finisce qui. Buona la prima per la Lazio di Chinelli, che vince per 3-0 contro il Cagliari nel segno di Rangemir, Vanessa e Jokisalo. Inizia con una sconfitta invece l'avventura nella massima divisione del Cagliari di Giorgi. Termina anche qui la nostra diretta. Un buon pomeriggio e un buon weekend da Matteo Bonacorsi.